Arrestato il sindaco di Resultano nel Nisseno, coinvolto anche un agrigentino tra gli 8 indagati, professionisti e tecnici comunali. Arresti a Lampedusa e Agrigento per detenzione di droga, oggi si celebra la festa dei carabinieri, Giovanni Brusca torna in libertà. Operazione antimafia a Palermo, 16 arresti e 13 obblighi di dimora. Approvata la mini finanziaria all'Assemblea regionale siciliana, una manovra di 50 milioni di euro, plauso del Partito Democratico. Al via la mostra sul design e territori ad Agrigento in occasione di Capitale della Cultura 2025. Lavori di ristrutturazione di un centro antiviolenza per un importo di circa 1 milione di euro al Comune di Agrigento. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, giovedì 5 giugno. Appalti, arrestato il sindaco di Resultano, coinvolto anche un agrigentino, 8 gli indagati, il nostro servizio. Il sindaco di Resultano, Rosario Carapezza, è stato arrestato dai carabinieri per reati di turbata libertà degli incanti e falso ideologico in alcuni appalti. Nei suoi confronti è stata eseguita la misura cautelare e domiciliare. Insieme a lui sono indagati nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta anche il capo dell'ufficio tecnico del comune di Resultano e altri 2 impiegati dello stesso ufficio. Secondo l'accusa avrebbero truccato i sorteggi per favorire un'azienda. Sono 8 in tutto gli indagati a vario titolo per i reati di turbata libertà degli incanti e falsi ideologici negli appalti nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta del comune di Resultano. Su indagini dei carabinieri, oltre al sindaco Rosario Carapezza, da poco eletto consigliere provinciale e posto ai domiciliari, è stata applicata la sospensione per 1 anno dall'esercizio di svolgere un pubblico ufficio a Giuseppe Barbieri, RUP del progetto al centro delle indagini, gli impiegati comunali Antonio Geraci e Antonio Genduso, sottoposti al divieto per 1 anno di contrarre con la pubblica amministrazione, ai liberi professionisti Gandolfo Di Prima, Marilena Di Prima, Mario Danna e l'agrigentino Salvatore Castaldo. Avrebbero fatto costantemente ricorso ad accordi con imprenditori e professionisti al fine di turbare le gare indette dal comune di Resultano, in particolare quella relativa alla realizzazione di un getto comunale di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, quella per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo sportivo del comune di Resultano. Questa è una delle accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta al sindaco Rosario Carapezza di Resultano e alcuni impiegati comunali indagati a vario titolo insieme a liberi professionisti e a un imprenditore per turbata libertà degli incanti, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. I fatti risalgono al periodo tra il 2019 e il 2022. La turbativa si sarebbe concretizzata, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'accordarsi preventivamente sugli esiti del procedimento, nel manipolare l'estrazione dell'offerente da inviare alla fase della procedura negoziata, nel redigere falsi verbali di sorteggio e gara. La contestazione dell'ipotesi di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici riguarderebbe l'affidamento di vari incarichi di progettazione, direzione lavori, manutenzione di edifici scolastici e comunali. Secondo l'accusa, il sindaco di Resultano avrebbe realizzato le presunte condotte illecite mosso dall'intento di favorire imprenditori professionisti a lui vicini per garantirsi un consenso politico e quindi futuri vantaggi elettorali. E i carabinieri di Lampedusa hanno arrestato un giovane appena sceso dal traghetto trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina pura che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 100.000 euro. I carabinieri della locale tenenza di Lampedusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne dell'isola trovato in possesso di un'ingente quantità di cocaina pura nel corso dei controlli effettuati ai passeggeri sbarcati dalla nave di linea proveniente da Porto Empedocle. L'attenzione dei militari è stata attirata dal comportamento sospettoso e nervoso del giovane. Fermato per un controllo, il soggetto ha mostrato il contenuto dello zaino, al cui interno vi era un solo cuscino.
L'insolita presenza dell'oggetto ha insospettito i militari che hanno preceduto a una perquisizione all'interno dell'imbottitura. Sono stati rinvenuti 4 panetti di cocaina per un peso complessivo di 1100 grammi. L'arrestato al termine delle formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato tradotto presso la casa circondariale a Perrusa in attesa dell'udienza di convalida, nel corso del quale il GIP convalidava l'operato dei militari dell'Arma disponendo la misura cautelare della custodia in carcere in attesa del processo. La cocaina opportunamente sequestrata, se messa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 2.200 dosi per un valore stimato di circa 100.000 euro. I controlli verranno ulteriormente intensificati sia presso gli scali marittimi e aeroportuali, sia nelle aree interessate dalla movida in vista dell'imminente stagione estiva. Vi proponiamo adesso il video promozionale dal titolo Eroi nel quotidiano, realizzato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in occasione della celebrazione del 211° annuale di fondazione dell'istituzione. La festa, ricordiamo, si terrà oggi alla Valle dei Templi di Agrigento. E nel corso di una perquisizione il personale dei poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento
È stato trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish già confezionati e un ventenne di nazionalità tunisina denunciato in stato di libertà alla procura di Agrigento per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La strada del giovane e degli agenti si sono incrociate nel quartiere del villaggio Peruzzo, dove il ragazzo è stato notato da una volante impegnata in un giro di perlustrazione del territorio comunale. Da lì a poco è scaturita la decisione di fermarlo per effettuare un controllo. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso della droga. A quel punto i poliziotti lo hanno fermato, condotto negli uffici di polizia all'interno della caserma Angelone. Lo stupefacente è stato sequestrato e inviato ai laboratori alla scientifica per essere analizzato. Incidente sul lavoro nella frazione agrigentina di Montaperto. Un operaio di 30 anni è caduto da un'impalcatura mentre era intento a svolgere lavori di manutenzione presso l'abitazione. Il giovane lavoratore nell'urto con il suolo ha riportato dei traumi sparsi sul corpo, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118. Così, con un'ambulanza, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto sono accorsi gli agenti della sezione volanti della questura, che hanno avviato gli accertamenti per capire se siano state adottate e rispettate le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. E un'operazione antimafia è stata eseguita giorni fa a Palermo dai carabinieri, 16 gli arresti eseguiti con 13 obblighi di dimora. I colleghi di Palermo. I carabinieri del comando provinciale di Palermo nel corso della notte hanno eseguito provvedimenti cautelari emessi dall'ufficio del GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale DDA a carico di 29 persone, delle quali 13 già detenute per altra causa, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni, esercizio abusivo del gioco d'azzardo, reati contro la persona, contro il patrimonio in materia di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose e altro. I provvedimenti restrittivi sono l'esito delle indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotte dal Nucleo Investigativo di Palermo tra il 2023 e il 2025 nei confronti delle articolazioni territoriali di Cosa Nostra Palermitana e riguardano soggetti appartenenti al mandamento mafioso di Palermo Porta Nuova, storicamente uno dei più potenti e pericolosi della città di Palermo. Gli indagati, di cui 16 destinatari di misure di custodia e 13 di obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, non erano stati inclusi nei provvedimenti restrittivi che lo scorso 11 febbraio, nell'ambito dell'operazione denominata Grande Inverno, avevano colpito 181 persone. Le indagini successive all'operazione Grande Inverno confermano che Cosa Nostra resta un'organizzazione criminale attiva, moderna e radicata nel territorio e che, utilizzando tecnologie moderne per eludere le indagini, continua a esercitare un forte controllo sul territorio, operando con coesione e violenza, con un ampio arsenale a disposizione. Le principali fonti di profitto restano le estorsioni, il traffico di droga, soprattutto cocaina e droga sintetiche, e il gioco d'azzardo online clandestino. I giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico a carico di un cinquantenne di Licata che era stato arrestato in flagranza di reato perché trovato in possesso di 600 flaconi di metadone da 20 mg ciascuno. L'ipotesi di reato contestata è stata quella della detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'operazione è stata messa a segno dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento e del commissariato di Licata. L'indagato è stato anche trovato in possesso di un panetto di hashish e di altre dosi già suddivise e pronte per essere smerciate nelle piazze varie. Giovanni Brusca, il boia di Capaci, il capomafia che azionò il telecomando che innescò l'esplosione del 23 maggio del 1992 in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, è da oggi libero. Il servizio dei colleghi di Trapani. Sono caduti gli ultimi paletti. Giovanni Brusca è adesso pienamente libero. Dal 2021 era in libertà vigilata, una misura che gli imponeva una serie di obblighi e di divieti.
L'ex mafioso, ad esempio, non dovrà più presentarsi in caserma per i controlli, così come aveva stabilito la Corte d'Appello di Milano. Polemiche ci furono allora, polemiche ci saranno adesso per l'inevitabile corso della giustizia. In carcere Brusca c'è rimasto 25 anni. Nel 2021 poi la scarcerazione per fine pena. Capomafia di San Giuseppe Jato, mandamento in provincia di Palermo e fedelissimo di Totò Riina. Brusca scelse la strada della collaborazione con la giustizia, ammettendo, tra i tanti omicidi commessi, il suo ruolo nella strage di Capaci e nella uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. Era l'11 gennaio del 1996, il piccolo Giuseppe veniva strangolato. Dopo 779 giorni di prigionia, il suo corpo, sciolto nell'acido, avrebbe compiuto 15 anni, 8 giorni dopo, quando gli uomini di Cosa Nostra lo sequestrarono per far tacere il padre, il collaboratore di giustizia, Santino Di Matteo. Doveva ancora compiere 13 anni, fu uno dei tanti omicidi commessi e ordinati dal boss di San Giuseppe Jato, che non ricorda il numero esatto delle persone uccise per sua mano o su suo ordine. Brusca ha goduto di una legge nata da una idea di Giovanni Falcone, che lo stesso Brusca uccise azionando il telecomando nell'inferno a Capaci. Per combattere Cosa Nostra serviva il tradimento dei suoi pezzi da 90 e per convincerli fu stabilito un premio, niente ergastolo. La libertà del boia di San Giuseppe Jato provoca rabbia e indignazione a molti. Per il suo contributo eccezionale alle indagini, negli anni, quando era ancora detenuto, Brusca ha ottenuto vantaggi e permessi premio. Di contro ha spesso mantenuto un atteggiamento ondivago, ad esempio quando raccontò la storia del papello, la lista delle richieste che Corleonesi avrebbero avanzato allo Stato per fermare le stragi del 92. All'inizio Brusca disse che Riina gliene parlò dopo la strage di Via D'Amelio, poi cambiò idea. Ne era venuto a conoscenza a cavallo dei 2 eccidi, appena dopo quello di Capaci. Per anni non parlò di Vito Ciancimino, l'ex sindaco mafioso di Palermo, e di Marcello Dell'Utri, tra i fondatori di Forza Italia assieme a Silvio Berlusconi. Ma comunque tutto ciò è stato perdonato. Troppo importante Brusca nella lotta alla mafia per allontanarlo dal programma di protezione. Ora invece è definitivamente libero. Brusca, come negli ultimi 4 anni, continuerà a vivere lontano dalla Sicilia sotto falsa identità e resterà sottoposto al programma di protezione. Ai collaboratori di giustizia in genere viene garantito uno stipendio tra i 1.000 e i 1.500 euro al mese. Molto dipende anche dal lavoro che nel frattempo Brusca stesso avrà trovato, cambiando nome. Passiamo alla notizia di economia. L'Assemblea regionale siciliana approva la mini manovra per il governatore Schifani, clima costruttivo, gettate le basi per i prossimi interventi a luglio. Il servizio. L'approvazione della mini manovra finanziaria da parte dell'Assemblea regionale siciliana rappresenta un risultato importante per dare risposte tempestive a bisogni concreti a partire dal contrasto alla povertà e al disagio sociale. Ringrazio la maggioranza per aver accolto il mio invito a non presentare emendamenti, consentendo così un iter rapido e ordinato. Un ringraziamento va al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno per la puntuale e autorevole conduzione dell'Aula e all'opposizione per la disponibilità al dialogo, per il clima di collaborazione istituzionale che ha caratterizzato i lavori. Questo quando dichiara il Presidente della Regione siciliana Schifani, presente a Sala d'Ercole, con il governo completo durante tutto l'esame del disegno di legge. Il confronto, anche serrato ma sempre costruttivo, aggiunge Schifani, ha permesso così di migliorare il testo, gettare le basi per il lavoro che ci attende con la prossima manovra di luglio, nella quale ci impegniamo a reperire ulteriori risorse a favore delle fasce più fragili della popolazione. Ho ascoltato molto e accolto con attenzione i contributi offerti in aula anche da parte delle opposizioni, che è stata costruttiva.
Quella di oggi è anche una prova di compattezza del governo, conclude il presidente Schifani, dopo alcune ingiuste polemiche di chi ci ha descritti come un esecutivo lacerato. I fatti dimostrano il contrario, siamo uniti, coesi, determinati e pienamente concentrati sugli obiettivi che ci siamo dati per il bene della nostra Sicilia. E su questa manovra dell'Arsi interviene il capogruppo del PD Michele Catanzaro, affermando le misure contenute sin qui nelle variazioni di bilancio sono troppo deboli per poter affrontare le emergenze più gravi in Sicilia, che riguardano innanzitutto la sanità, l'agricoltura, la crisi idrica e le infrastrutture. Il gruppo del Partito Democratico, aggiunge Catanzaro, è comunque riuscito a far inserire norme importanti come quella che stanzia 1 milione di euro per le famiglie più fragili, permettendo così di erogare il contributo a coloro i quali, pur avendo un ISEE inferiore a 5.000 euro, erano rimasti esclusi per mancanza di fondi. Ci sono 5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria su impianti e reti per fronteggiare la crisi idrica e misure attese dai vari consorzi di bonifica. Anche in questa occasione, conclude il parlamentare del PD l'Agrigentino Catanzaro, abbiamo dimostrato di essere una forza di opposizione che sa sempre guardare gli interessi dei siciliani. E intanto stamani a Palazzo Dorrans a Palermo il presidente della regione Renato Schifani e l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme hanno fatto il punto stampa sui lavori in corso sull'autostrada A19 che giorni fa hanno causato tanti disagi ai colleghi di Palermo. L'intervento di ANAS sulla Palermo-Catania è un intervento strutturale. I lavori fanno parte di un megaprogetto di ANAS di ristrutturazione ordinaria e straordinaria, quindi non ci troviamo dinanzi ad interventi spot, ci troviamo dinanzi ad un evento strategico che naturalmente va realizzato con una certa funzionalità, una certa logica e una certa razionalità. A dirlo il presidente della regione Renato Schifani, che oggi insieme all'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme ha incontrato i giornalisti per un punto stampa sui lavori in corso nell'autostrada A19. Il governatore ha sottolineato che non si può chiudere un'intera autostrada e paralizzare il traffico, quindi è evidente che l'alternanza di chiusura e di apertura di cantieri fa parte di un sacrificio che la Sicilia deve pagare dinanzi ad un intervento di ANAS di pareggio di bilancio di centinaia di milioni. Ma il coordinamento deve evitare che si possano realizzare eventi come quello del 2 giugno sera. Noi ed ANAS continueremo questa attività di coordinamento, ma anche di collaborazione. Sicuramente abbiamo messo in campo 2 interventi straordinari, discutendo con le imprese attualmente che hanno conseguito l'appalto in modo tale maniera da diminuire i disagi ai cittadini, riducendo i tempi dell'intervento che immaginiamo si possa concludere entro la fine di quest'anno, quindi con un'anticipazione rispetto alla programmazione che era in un caso a marzo e nell'altro aprile del 2026, con delle logiche ovviamente che avranno inizialmente, almeno fino al 20 giugno, ancora qualche disagio per la popolazione sul traffico, che però sarà risolto con una logica che abbiamo messo a punto in queste ore per modificare l'assetto stradale realizzando 2 corsie al posto di una. Saranno corsie più strette, avremo una sede di lavoro un pochino più sacrificata, ma sicuramente ridurremo i disagi ai cittadini in un caso. Nell'altro caso che abbiamo prima illustrato, sicuramente con un terzo turno che metteremo in atto ridurremo i tempi di lavoro. Ovviamente nel primo caso, avendo già 2 corsie, noi non bloccheremo nessun cantiere. Nel secondo, per migliorare, diciamo, per diminuire il disagio dei cittadini, il 28 di luglio chiuderemo il cantiere e lo riapriremo il 10 settembre. Quindi in tutta questa manovra, con gli interventi che stiamo facendo, contiamo per la fine dell'anno di concludere questi 2 interventi sulle direttrici per Palermo. Questo è un dato importante, che in estate tutto sommato avremo pochissimi cantieri, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di ANAS si ridurranno quasi tutti i cantieri, almeno nel traffico estivo, proprio per
alleviare le sofferenze dei turisti, dei cittadini che attraverseranno questa arteria strategica. Questo è anche un fatto molto importante. Io ringrazio il dottor Gemme di questa disponibilità. Design e Territori, approdato ad Agrigento in occasione di Capitale della Cultura 2025, con varie iniziative, una mostra che si svolge dal 3 giugno al giorno 30 negli spazi delle fabbriche, un luogo simbolico che unisce innovazione e memoria alle interviste. Design e Territori è approdato ad Agrigento in occasione dell'anno da Capitale Italiana della Cultura, con diversi convegni internazionali e una mostra che si svolge dal 3 giugno al 30 giugno negli spazi monumentali delle fabbriche, un luogo simbolico che unisce memoria e innovazione. L'esposizione, inaugurata il 3 giugno, ha raccontato il design come strumento culturale, sociale ed economico attraverso più di 110 progetti selezionati da tutta Italia, esiti di percorsi di formazione, ricerca, collaborazione tra università, imprese, enti pubblici e comunità. Design e Territori qui ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Due cose in una, un convegno e una mostra. Un convegno dove docenti di tutta Italia, 16 atenei coinvolti da Palermo a Bolzano, si incontrano per dibattere sul cruciale rapporto università-impresa, quindi formazione e mondo del lavoro. E poi la dimostrazione pratica del risultato dei lavori universitari in mostra questa sera alle Fabbriche Chiaramontane alle 18:30 dal 3 giugno al 30 giugno, una mostra in cui sono presentati dei prototipi, i progetti selezionati di studenti universitari, quindi progetti che nascono nelle aule universitarie e che vengono poi realizzate da aziende o da enti che investono su ricerca e formazione a vantaggio dei territori. La mostra che sta avvenendo ad Agrigento all'interno della cornice di Capitale della Cultura si trova all'interno di un contesto meraviglioso che sono le Fabbriche Chiaramontane sotto la chiesa di San Francesco d'Assisi. Si svolgerà da oggi 3 giugno fino al 30 giugno e permetterà gratuitamente a tutti coloro che vorranno vedere quello che vuol dire progettazione in tutti i settori del design. La mostra ha 5 sezioni. All'interno di questo contenitore, chiamiamolo contenitore, ma in realtà è un luogo della fantasia, della magia del design, di ciò che vuol dire bello. Speriamo che il nostro concetto di bello vi affascini. Ciao, sono Martina Pannunzio, in arte Martipan, e sono una studentessa di design e cantante. Sono laureata all'Università di Palermo in Industrial Design e adesso frequento la magistrale in design grafico. Mi trovo qui in questa splendida realtà di Design e Territori per aver realizzato 2 progetti che parlano del mio approccio al design. Io ho sempre cercato di coniugare design e la musica, le mie 2 passioni più grandi. In particolare oggi troviamo Unisono, che è un vino nato per i vini di Palermo, che raccontano l'essenza palermitana con un suono progettato ad hoc, che si può scansionare e ascoltare per creare una emozione unica ad ogni consumatore. E poi c'è il mio progetto forse più importante e più intimo, che è Paranoia, il mio album che tiene all'interno le mie prime canzoni inedite, di cui ho curato tutta la parte grafica e concettuale, e le mie canzoni saranno presto disponibili su tutte le piattaforme con il nome d'arte Martipan, e potete trovare i miei progetti, così come quelli di molti altri protagonisti di questo evento, alle cantine di Agrigento fino al 30 giugno, quindi aspettiamo voi. Grazie. Sono Fabrizio Fiscelli, il presidente di Associazione Idea, che anche in questa seconda edizione di Design e Territori si vede coinvolta nella promozione e nella produzione del seminario e della mostra che vede coinvolte 16 università italiane e che quest'anno si svolge ad Agrigento in occasione della Capitale Italiana della Cultura, e che mette in mostra i lavori prodotti all'interno dei laboratori di disegno industriale di queste 16 università italiane. Idea da sempre ha sposato l'idea di collaborare con l'Università di Palermo, con il professore Dario Russo, e
di conseguenza poi con la realizzazione di questo evento, proprio perché all'interno del suo staff all'interno delle sue attività porta avanti quelle che sono le promozioni di alta formazione e realizzazione di interventi che incidono sul territorio anche attraverso attività di inclusione sociolavorativa, trattandosi anche di un'agenzia per il lavoro. Ha sposato questa iniziativa dell'Università di Palermo perché crede tantissimo nei giovani e nella possibilità che questi possano contribuire allo sviluppo del territorio in senso positivo attraverso anche la loro attività progettuale. Linea alla regia per la pubblicità. La tassa per ogni mezzo turistico che arriva nella nostra città serve, almeno nelle intenzioni, a compensare il danno provocato al traffico e alla gestione della viabilità. Gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento negli ultimi giorni hanno elevato ben 26 multe da 100 euro ciascuna per il mancato pagamento della tassa di stazionamento. L'attività di controllo eseguita dai vigili urbani è stata finalizzata a individuare gli evasori. Sono stati controllati i mezzi sul posto di ristoro in via Panoramica dei Templi, in via Petrarca, a pochi passi dal museo. Le ultimissime in ordine di tempo violazioni appaiono adesso ancora più gravi, anche perché dallo scorso 15 aprile sono stati installati ad Agrigento 20 cartelli informativi nei principali punti di accesso alla città per segnalare chiaramente l'obbligo del pagamento della tassa di stazionamento per i bus turistici. E sempre ad Agrigento, quasi ultimati i lavori del centro antiviolenza Non ti lasciamo sola, per un importo di circa 1 milione di euro, a comunicarlo l'assessore Principato. Il nostro servizio. Proseguono a ritmo serrato e ormai sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione dell'immobile confiscato nel 2009 destinato a diventare un centro antiviolenza, una struttura di ospitalità d'emergenza nell'ambito del progetto Non ti lasciamo sola, finanziato dal PNRR, dall'Agenzia per la coesione territoriale, per un importo complessivo di quasi 1 milione di euro. A dare notizie è oggi l'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento Gerlando Principato, che afferma come le immagini parlano chiaro. Ciò che era un edificio degradato, abbandonato e segnato da un passo di illegalità sta per rinascere come luogo di accoglienza, protezione e supporto. Il nuovo centro offrirà servizi fondamentali, psicologici, legali e assistenziali a donne vittime di violenza, spazi di ospitalità temporanea per situazioni di emergenza. Un intervento che non solo riqualifica 400 metri quadrati di superficie, ma restituisce dignità, sicurezza e futuro a una parte importante della nostra comunità. Questo progetto, continua l'assessore Principato, dimostra che i beni confiscati alla criminalità possono diventare volano di sviluppo sociale ed economico, simboli concreti di riscatto e legalità, un esempio insomma virtuoso di come le risorse dell'Agenzia della coesione territoriale possano essere investite in infrastrutture di valore umano e sociale. Blanco, Tananai, Negramaro, Ite Colors, Annalisa e Raffa e tanti altri artisti per l'appuntamento con il concerto di Radio Italia previsto per il prossimo 27 giugno al Foro Italico di Palermo. Il servizio dei colleghi. Sai, ti dirò come mai, gira ancora per casa, vado a fare la spesa. Palermo è una cornice meravigliosa, una città piena di storia, culla della civiltà. Io sono contentissima, amo molto la Sicilia, cerco di tornarci più possibile, infatti tornerò anche con i miei concerti a Noto, a Palermo quest'inverno, ci vediamo. Ma poi questa manifestazione di Radio Italia live è un grande evento, un po' per noi ci consacra, no? Perché cantiamo le nostre canzoni, i nostri pezzi più amati. Poi il fatto di poter cantare con persone che veramente suonano dal vivo, anche a livello di produzione, uno sforzo immane, però è bello perché la musica è cultura.
Quindi per capire alle persone l'energia di un concerto suonato con addirittura un'orchestra oltre la band, tanta roba. Credo che Mario Volanti, che è l'editore, musicista, abbia fatto veramente una cosa meravigliosa. Grazie Mario. Cercheremo di fare bene, almeno uguale all'ultima volta che siamo stati a Palermo 2 anni fa. Abbiamo un cast molto trasversale, quindi come sempre cerchiamo di accontentare tutti. Siamo contenti, ma devo dire una cosa, c'è un entusiasmo particolare da parte di artisti, manager e case discografiche di tornare a Palermo, perché Palermo ha regalato delle emozioni veramente importanti e uniche. Blanco torna a Palermo, era già stato nell'ultima edizione. Abbiamo invece un bel po' di novità, perché Raff è la prima volta che viene da noi, Ross, Villain, Annalisa, The Colors, tanti nuovi e pochi ritorni, anche perché nella gestione proprio dell'organizzazione del Caso di Palermo abbiamo provato a evitare, cioè a trovare cose nuove, insomma. Io credo che sarà un evento che, come negli anni passati, stupirà intanto perché Palermo ha un fascino particolare, l'ubicazione stessa del concerto è un colpo d'occhio, le riprese televisive di quel concerto che negli anni passati sono state mandate in onda hanno restituito un'immagine di Palermo fantastica. Alcamo Gorizia, capitale della cultura italiana, con la Proloco e la Sacra Passione. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Vicepresidente, l'avevamo accennato nel periodo vero e proprio della Passione di Cristo che a Gorizia che è capitale europea della cultura 2025. Noi siamo sempre in questo circuito di Europassione per l'Italia e di Europation per l'Europa, e quest'anno ci accingiamo, diciamo, ad arricchire il palinsesto culturale di Gorizia e Nova Gorica, perché la condividono con la rappresentazione sacra del Calvario. Sarà il 14 giugno, ma noi partiremo l'11, ritorneremo poi il 15. Una rappresentanza l'intero cast. Per noi Europassione ha scelto tra tutte le associazioni nazionali degli attori quelli che più ha ritenuto utili al progetto, e dei nostri ne sono stati convocati 10. Ci mischieremo agli altri, avremo 2 apostoli, il centurione, il cireneo, ecco, diciamo saranno diverse le figure. L'unica cosa che conforta è, lo dico in Sicilia, non ci sarà freddo di quella sera ad Alcamo, saremo nel mese di giugno. Speriamo di no, certo Nova Gorica non è la Sicilia, però sicuramente insomma sempre giugno è, stiamo portando gli abiti di scena, quelli un po' più leggeri, ecco, perché la lana veramente a giugno. Non manca mai quell'emozione a fuor di pelle. Sì, intanto io permettimi subito di ringraziare tutti i ragazzi, i miei, così li chiamo io, no? Che si sono presi ferie, si sono organizzati con le famiglie, con impegni di vita privata per venire con me a Gorizia. Un'esperienza che arricchirà tutta la Proloco, verrà la mia collega il presidente, verranno altri membri del direttivo, quindi sarà veramente un'esperienza come Matera nel 2019, come Esparreguer nel 2020, che arricchirà un po' tutta la Proloco. Porterete là un pezzo della nostra città di Alcamo, cioè arriva Alcamo. Esatto, io credo che la porteremo tutta, perché stiamo sentendo la vicinanza dell'amministrazione comunale, del sindaco, dell'assessore Bonanno, del nostro gruppo, no? Della nostra famiglia, grande famiglia che è Passione di Cristo, che supporta il progetto e vuole nei dettagli raccontato proprio che cosa andremo a fare. Lo faremo, ve lo racconteremo sui social, magari vi terremo aggiornati, e chiediamo un po' a tutti questo supporto, no? Che portiamo Alcamo, la Proloco è anche questo, no? Gente ad Alcamo fuori le mura, e la portiamo a Gorizia. Non vi andate a fare la passeggiata, la gita fuori porta a Gorizia e a Nova Gorica, no? Sgombriamo il campo da questo, perché ci può essere sempre qualcuno che pensa un nemico della contentizia.
siamo già stati a Naro a 15 giorni dalla nostra Passione di Cristo, dove ci incontriamo con le associazioni siciliane che si occupano di Settimana Santa, quindi Europassione, quindi il RACE, quindi il progetto UNESCO, e di conseguenza ci stiamo già muovendo oltre, perché questo farà curriculum per la progettazione UNESCO, per la candidatura del bene. I paesi che si occupano di Passione di Cristo in Italia sono 64 e credo che i convocati sono attorno ai 270. Tutti 64, una rappresentanza sarete là? Sì, esatto, sì. Ci uniamo lì chiaramente ad Europassion, è un confronto continuo, perché ogni anno, no, mi manca questa cosa, ma tu come hai risolto? E allora mi manca quest'altra cosa, come hai risolto? Anche un confronto in termini proprio tecnici, no? Di copioni. Lì avremo la Anna Maria Ponzellini, che è una regista di fama internazionale che ci ha seguiti pure a Matera, e il professor Bernardi, che si occupa di storia dell'arte, e di storia contemporanea presso il Ministero della Cultura Nazionale. Buona partenza, buon rientro, è sicuro che farete fare bella figura alla nostra città. Ve lo raccontiamo al ritorno. Grazie per questo supporto vostro e di tutta la comunità. E questo è tutto per l'edizione di oggi di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale del digitale terrestre 268 per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per l'edizione di oggi e vi auguriamo una buona serata.